Bentrovati, nuovo appuntamento con il nostro spazio dedicato ai diritti dei cittadini insieme all'avvocato Pierpaolo Rodigliero. Bentornato avvocato, quindi speriamo anche oggi di dare utili consigli ai nostri tanti telespettatori che ringraziamo come sempre per l'affetto che ci dimostrano ormai da tanti anni. Allora ci sono alcune novità, avvocato, la legge di bilancio ormai è andata in porto, ci sono queste novità, ma io vorrei iniziare parlando dalla legge che blocca i pignoramenti, perché insomma l'incubo di molte famiglie purtroppo è quello di vedere la propria casa messa all'asta magari per un debito che non sono riusciti ad onorare, non sono riusciti a pagare. Ci sono delle novità in questo senso? Sì, anche per fortuna è già la seconda volta che è capitato che il legislatore ha emanato una norma di legge, quindi una legge a favore dei cittadini, quindi deve essere sicuramente stata un'ennesima svista, però ecco, ben venga. Ed è andata a risolvere, è una legge che ha convertito un decreto legge del 19 dicembre 2019, quindi è entrata in vigore da pochi giorni, che praticamente blocca i pignoramenti immobiliari a tutti coloro che hanno avuto un'esecuzione immobiliare, quindi sulla propria abitazione, dal 1 gennaio 2010 al 31/12/2019. Quindi un ampio... Per cui un ampio lasso di tempo. E praticamente perché noi sappiamo benissimo che già era in vigore il divieto di pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni per quanto riguardava la casa prima abitazione per debiti non superiori a 120.000 euro, cioè si poteva quindi dare corso all'esecuzione da parte dell'agente della riscossione solo per debiti superiori a 120.000 euro. Però rimaneva naturalmente fuori tutte le altre ipotesi di indebitamento che potevano aggredire l'immobile prima abitazione anche per importi molto inferiori. Capiamo benissimo, si capisce benissimo l'impatto sociale che soprattutto in questi anni di crisi si aveva con la vendita, con l'accelerazione delle vendite, quindi degli immobili, soprattutto quelli, stiamo parlando prima case di abitazione, che praticamente che cosa facevano? Mandavano veramente sulla strada i debitori che praticamente non riuscivano a pagare più, diciamo, i debiti che avevano contratto. Debiti che avevano contratto, cioè l'allarme sociale è perché, come sappiamo, soprattutto per come è lo stereotipo di proprietario di abitazioni in Italia, per cui l'abitazione, quindi prima casa di abitazione con mutuo bancario, con ipoteca accesa, sappiamo benissimo che al di là della durata dei mutui che arrivano fino a 30 anni, i mutui non è nient'altro che un contratto e il contratto di mutuo non soggiace ad alcun mutamento benché le condizioni economico-sociali di chi contrae, cioè di chi ha acceso il mutuo, possono variare. E questo che cosa significa? Indipendentemente da come va l'economia, indipendentemente dal se c'è lavoro o meno, se si perde il lavoro, al di là della moratoria, non c'erano effettivi paracaduti. Certo, intanto salutiamo chi è in linea perché poi concludiamo questo argomento che, come dicevo, purtroppo interessa tante famiglie. Pronto? Pronto, buongiorno. Salve. Da Reggio Calabria. Da Reggio Calabria, benvenuto intanto, prego. Sì, grazie. Volevo fare una domanda. Sì. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Sì. Siccome io non lavoro da un paio di anni, l'anno scorso cercavo di fare la domanda, però l'ISEE mi risultava del 2018 superiore perché avevo percepito cioè il reddito. Certo. Adesso non percepisco più niente.
Sì, dal 2000... Però hanno bisogno, l'ufficio al CAF mi hanno detto che devono fare l'ISEE del 2018. Allora, sì, ne abbiamo già parlato, perché insomma, molti si trovano in questa situazione. Dal 2018 ad oggi la situazione purtroppo per molte famiglie è cambiata, spesso è peggiorata, come nel caso del nostro telespettatore. Quindi l'ISEE, gli chiedono al CAF l'ISEE del 2018, ma si può fare l'ISEE? Sì, noi lo abbiamo già rilevato nelle scorse settimane che questo è un errore proprio del legislatore, praticamente nel decreto fiscale dove ha emanato i regolamenti per l'emissione dell'ISEE 2020, che stanno cercando naturalmente di riparare, nel senso che abbiamo ricordato l'ISEE 2020, è vero, cioè siamo sempre in ritardo, per cui prima, fino al 2019, la fotografia della situazione economico-sociale del nucleo familiare del richiedente addirittura aveva un ritardo di 2 anni, per cui erano totalmente falsate le informazioni, tranne che il soggetto richiedente non avesse mai mutato la composizione socio-economica del proprio nucleo familiare. Adesso praticamente è tutto quanto, la fotografia è riportata al 2018. Sappiamo benissimo che se nel 2019, come il telespettatore che ha preso una piccola rendita, ma c'è gente che ha perso il lavoro, per cui diciamo anche qui si ha una fotografia falsata. Ricordiamo però che dal 1° settembre 2019 è possibile e si deve anzi richiedere l'ISEE corrente, nel senso che portando la documentazione e dimostrando che quello che può apparire fino al 31/12/2018 è una situazione che non è reale, perché se prima uno era in disoccupazione si porta la documentazione che l'indennità di disoccupazione è cessata, o prima uno lavorava e poi nel 2019 non lavorava più, è cessata e non ha diritto alla disoccupazione, tutti gli eventi che possono succedere, in quel caso si deve richiedere l'ISEE corrente, cioè la fotografia istantanea del reddito e quindi della composizione del nucleo familiare del soggetto che richiede. Quindi perché il caso del nostro è vero che c'è questa forte distonia, nel senso che, ripeto, a qualcuno... Il mio problema non è solo questo. Il CAF mi ha detto che vuole solo quell'ISEE. Vuole? L'ISEE del 2018. E invece non vuole quello che dice lei. L'ISEE corrente? No, non è che non vuole. No, dice che addirittura hanno stampato davanti alla porta un manifestino che dice che c'è bisogno di quell'ISEE. Allora, statemi a sentire, si può anche compilare l'ISEE autonomamente accedendo sul sito dell'INPS, quindi l'ISEE corrente. C'è l'ISEE precompilato, che sarebbe quello che già ha il CAF, che già con i vostri dati, quello che vi vuole rilasciare il CAF fino a tutto il 2018, lo trovate con le vostre credenziali già precompilato sul sito dell'INPS. Quindi quello che a voi serve, altrimenti rivolgetevi a un altro CAF, lo possono fare anche i commercialisti, ma rivolgetevi a un altro CAF, è quello dell'ISEE corrente, che è fatto con legge di Stato. Quindi non è un favore che fa il CAF? Non è assolutamente quello che tutti questi numeri che appartengono al signore, al telespettatore, sono già nel sito dell'INPS, ecco perché precompilato, cioè la fotografia fino al 31 dicembre 2018 con le credenziali di accesso il telespettatore le può benissimo stampare perché è quello che gli rilascia il CAF, non ha bisogno di ciò perché è mutata la sua situazione reddituale, per cui non ha bisogno, che è uno sbaglio, ripeto, è uno sbaglio già rilevato nelle modalità di compilazione dell'ISEE 2020, è proprio un errore accertato, però diciamo ci vuole un po' di tempo perché si devono adeguare. Nel frattempo
bisogna fare questo ISEE immediato, quello corrente. Va bene, la ringrazio molto. Grazie a lei. Buona giornata. Quindi insomma anche i CAF dovrebbero avere il software per fare l'ISEE corrente, perché Sì, fino a si devono, allora, purtroppo si va sempre, la pubblica amministrazione cammina un po' più lenta di quella che è la realtà, di quella che, no, quindi le leggi che man mano intervengono e diventano operative. Noi l'abbiamo ricordato prima dell'estate 2019 che dal 1° settembre 2020 era possibile richiedere l'ISEE corrente. L'ISEE corrente serve proprio per questo. Certo, intanto abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Salve, da dove chiama? Da Vibo, vorrei parlare con l'avvocato. Prego, grazie per aver telefonato intanto, prego. L'avvocato l'ascolta. Avvocato, volevo un'informazione da lei. Siccome quando lavoravo, adesso sono in pensione, io versavo la GESCAL per quanto riguarda la casa popolare. Francesca. Mi segue? Sì, sì. Sì, versava queste quote alla GESCAL per una casa popolare. Ecco. Ok. Non ho avuto mai una casa popolare, io ho pagato sempre la GESCAL sulla busta paga. Come potrei fare di avere questi soldi indietro per quanto riguarda la casa popolare, che io non ho avuto mai la casa popolare, e invece quelli che hanno mai pagato hanno la casa popolare? Mi può spiegare qualche cosa cortesemente? Sì, ve la posso spiegare però senza documentazione. Innanzitutto sì. per avere il beneficio della cosiddetta casa popolare sicuramente voi eravate inserito, perché ne avevate i requisiti, in una graduatoria, per cui prima cosa di tutto bisogna vedere, perché se non avevate i requisiti di reddito soprattutto, per entrare in una graduatoria naturalmente bisogna indagare. Io voglio sapere, perché non ho avuto mai una casa popolare. Sì, ho I capito. soldi che io ho versato mensilmente me le possono tornare indietro? Vi sto dicendo, per avere il beneficio di avere assegnata la casa cosiddetta popolare bisogna avere dei requisiti di reddito e anche familiari, composizione del nucleo familiare. Quindi, avendo i requisiti, si può entrare in graduatoria. Altro problema è che voi nell'età lavorativa avete versato dei contributi, però lì bisogna andare a vedere innanzitutto a che titolo, perché il contributo non significa che li versavate bisogna andare a vedere bene che cosa, la voce della vostra busta paga. Cosa dovete fare? Mensilmente io pagavo dei soldini, sì, allora però, 10.000, 15.000, 6.000. Però allora queste cose che dite che non c'è niente, forse è meglio che la guarda un tecnico, questo incartamento che voi avete è meglio che forse lo guarda un tecnico, ecco. Cosa dovete fare? Vi dovete rivolgere o in modo assolutamente gratuito ad un'associazione di categoria dei pensionati, oppure vi potete rivolgere anche al CAF, che il CAF tramite i patronati hanno i loro uffici legali, in modo del tutto gratuito vanno a verificare questa situazione che voi avete, perché soltanto nell'ipotesi di indebita percezione di questi contributi, che mi pare molto strano, voi avete diritto praticamente ad avere il rimborso. Però sono tutte delle cose che stiamo ipotizzando. Prima con i documenti bisogna andare a vedere, bisogna capire a che titolo, perché questo tipo di contribuzione bisogna andare a vedere molto bene. Bisogna chiaramente vedere le carte e i documenti. Certo, non è così automatico, si versa per avere, non funziona così. Per questo l'incartamento è meglio farlo vedere. Deve essere
previsto per forza di cose, Poi un'altra cosa, sulla pensione non c'è stato nessun aumento nel mese di gennaio. Allora, delle pensioni voi avrete la rivalutazione della pensione ve la andate a trovare, non aspettatevi grosse cifre perché sono veramente ecco, decimali, si tratta di pochi euro, ecco, insomma, diciamo così. È proprio pochissimo, quindi c'è una rivalutazione, non c'è un aumento. Non c'è un aumento per legge classico, insomma, come si dice, c'è una rivalutazione. C'è solo la rivalutazione che è veramente, ecco. Grazie a lei, faccio vedere l'incartamento, va bene? Ok, la ringrazio. Grazie a lei. Concludiamo il problema del pignoramento, insomma, degli immobili. C'è questa legge, come dicevamo, a favore degli utenti. In questo modo, insomma, c'è questa legge che blocca il allora, è una disposizione normativa importantissima per cui tutti coloro, benché la casa sia all'asta, e hanno, come lo hanno, l'interesse di evitare che la casa, forse rispondiamo... Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera, chiamo da Cosenza. Benvenuto, prego. Allora, prima mi voglio consultare con l'avvocato, che è un avvocato veramente che ce la capisce, non che ce lo voglio dire, perché non c'è nessuno fatto. Comunque lasciamo stare. Io voglio sapere, l'ISA, quando si fa? Quando scade? Non lo so quando lo devo fare. Non ho capito. Allora, l'ISEA, quando lo devo fare? Ok. Allora, l'INPS prima di dicembre 2019 non era più convenzionale, era scaduta la convenzione con i CAF per avere il certificato ISEE gratuito. Per cui abbiamo invitato tutti quanti a recarsi presso i CAF entro il 31/12/2019 per richiedere la certificazione ISEE. Questo per quale motivo? Perché ditemi, prego, avvocato. Ogni anno, a inizio anno, bisogna trasmettere la certificazione ISEE 2020, altrimenti tutte le prestazioni vengono sospese, comprese il reddito di cittadinanza o il bonus bebè e quant'altro. Presso gli uffici postali vi è stato molto ingorgo e presso l'INPS. Per quale motivo? Perché tutti i percettori, soprattutto del reddito di cittadinanza, si dovevano far rilasciare l'estratto conto dei pagamenti che avevano ricevuto. E allora, siccome questa operazione è un poco più lunga, all'INPS sto dicendo, si poteva fare tutte e due, direttamente allo sportello INPS oppure allo sportello Poste Italiane, che ci sono degli sportelli dedicati, nelle poste piccole ritengo di no, però in quelle un poco più, che raccolgono un po' più di un bacino di utenza. Una posta più frequentata. Sì, però allora, siccome ci si è accorti che non si riusciva ad far emettere tutti questi modelli ISEE per il 2020, perlomeno 15 giorni prima della scadenza del mese di gennaio, perché le pratiche devono essere lavorate, l'INPS, con una risoluzione di qualche giorno fa, che ce l'ho qua in copia, ha detto per gennaio 2020, indipendentemente se mi arriva l'ISEE 2020 o no, paghiamo tutte le prestazioni. L'importante è che entro il 31/1/2020 si faccia la domanda. Quindi entro questo mese di gennaio perlomeno depositate la domanda, e prima di depositare la domanda, come sapete, raccoglietevi i documenti che vi chiedono al CAF per la compilazione telematica. Quindi non c'è più, e uno non si deve più affogare, però perlomeno che lo faccia in questo mese, raccolga tutta la documentazione e perlomeno in questo mese richieda l'ISEE 2020, per cui questi sono i termini di scadenza. Volevo dire un'altra cosa, avvocato, scusa,
Allora io già lunedì, martedì vado al caffè e mi faccio l'ISA e ci siamo. Con i documenti, giacenza media, autovetture, se uno è proprietario di macchine. Io avvocato, vi porto soltanto il vecchio ISA, come ho fatto sempre. Se non è mutato, però se avete una giacenza media non può essere uguale. Se vi richiedono se non avete nessun rapporto bancario, è impossibile che è uguale da un anno all'altro. No, il bancario ce l'ho, ho il libretto postale. Va fatto una giacenza media. Una giacenza media, però fatela perché è impossibile che è uguale all'anno scorso. Io ho fatto la quinta elementare, avvocato. No, ho capito. Allora, non lo so, avvocato. Voi dovete andare al CAF, che il CAF vi dice esattamente quello che dovete... Sì, poi magari mi faccio spiegare meglio da loro. Poi volevo dire una cosa, avvocato, scusa. Siccome io ho l'accompagnamento, il 100% con l'accompagnamento, è meglio però uno stare bene non avendo dei problemi, malattie. Allora, siccome riguardando la cittadinanza ho visto parecchie persone che l'hanno chiamata tramite un messaggino. Allora, siccome io ho un telefonino che non tanto lo capisco, e sono andato io direttamente per informarmi se mi era arrivato il messaggino. Gli ho detto che il telefono non tanto lo capisco, e mi ha detto: ma tu insomma, sì, l'accompagnamento è 100%. E a me mi hanno detto che a me è difficile che mi chiamano riguardando le patologie che ho, perché io ho una patologia è difficile mentale. che vi chiamano al lavoro. Sì, così mi hanno detto. Sì, allora, però quando voi avete mandato la documentazione e vi hanno accolto il reddito di cittadinanza, per l'eventuale utile collocazione al lavoro, loro sanno benissimo se vi devono chiamare o meno, perché vi sono anche delle ipotesi come la vostra, che siete proprio in esenzione anche da questo, nel senso che essere utilmente collocato al lavoro anche non è ostativo il fatto che avete bisogno dell'accompagnamento, eccetera, eccetera. Quindi se la vostra preoccupazione è che vi chiamano a lavorare, potete stare tranquillo che insomma le categorie protette, cioè ancora la lista è lunghissima, diciamo, ecco. Pensano più a collocare al lavoro le persone abili. Prego? E praticamente, avvocato, scusa, quando mi hanno dato l'accompagnamento, il 2014, mi hanno chiamato 2 volte, la seconda visita, poi mi è arrivato il verbale, e dietro il verbale c'è scritto che io non sono affabile a qualsiasi tipo di lavoro. E quindi siete incollocabile. E non verrò nemmeno chiamato la prossima volta. E allora statevi tranquillo. Poi un'altra cosa. L'ultima cosa, perché... Ok, così abbiamo altre telefonate, quindi l'ultima cosa. L'ultima cosa, come aumento non ho trovato io però. Non ha trovato? Aumento sulla pensione. Aumenti sulla pensione? Perché ci sono, allora, le pensioni vengono periodicamente adeguate, cioè al costo della vita, però questi adeguamenti è un piccolissimo aumento, ma un piccolissimo aumento, niente di più. Pochi euro, come dicevamo. Esatto. Ma si parlava che le minime le portavano a 780 euro. Vabbè, le parole sono un conto, le leggi sono altre. Rilascia allora, perché faccio spazio agli altri. Grazie, comunque faccia la prima cosa che deve fare la dichiarazione ISEE. Sì, già lunedì martedì vado al caffè e vado. Perché io mi dimentico spesso quello che devo fare, dottore, mi dimentico spesso. Vabbè, comunque se va al caffè
CAF sicuramente le sapranno dire, come già hanno fatto credo l'anno scorso, cosa deve fare. Sia tranquilli. Io vi lascio una buona continuazione. Grazie, grazie davvero per l'affetto, continui a seguirci. Noi ci dobbiamo fermare pochi istanti per la pubblicità, torneremo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio, sono anche oggi tante le telefonate, allora vediamo di concludere l'argomento che abbiamo iniziato all'inizio di questa trasmissione, quella del blocco del pignoramento immobiliare, poi chiaramente potete intervenire come sempre in diretta. Allora chiudiamo questo argomento, Avvocato. Allora, vi diamo due o tre notizie. Chi ha acceso un mutuo ipotecario fino a 250.000 euro ed è stato, diciamo, soggetto esecutato, quindi ha subito un pignoramento immobiliare, può accedere a un fondo di garanzia per rinegoziare il mutuo con la stessa banca, perché c'è questo fondo di garanzia statale che garantisce, anche se è stata celebrata la prima asta. Quindi è importantissimo, soprattutto per salvare le abitazioni, le prime case, quindi casa di abitazione. È importantissimo, per cui invito tutti coloro che si trovano in questa situazione a usufruirne. Perfetto. Proprio usufruirne. Quindi come bisogna fare allora, praticamente, so che abbiamo già una telefonata. Allora, sicuramente tutte le associazioni di consumatori, tutti gli avvocati ne sono a conoscenza, tutte le associazioni di categoria degli inquilini ne sono a conoscenza, per cui la divulgazione, cioè, per i tecnici è massima. Quindi anche per avere un'assistenza, no, in questa... Sicuramente ci vuole un'assistenza, però siccome è una legge veramente diciamo opportuna in questi anni di crisi. Ecco, ricordiamo il lasso di tempo 2010-2019. 2010-2019 deve essere intervenuto il pignoramento e quindi anche in fase di asta si può intervenire per bloccare la vendita. Questa è una notizia importantissima. Importantissima. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto, buonasera, sono la signora Maria, chiamo da Reggio Calabria. Benvenuta. Avevo una domanda un po' particolare per l'avvocato. Prego signora. Allora, mi riferisco naturalmente al modello ISEE con relativa richiesta di reddito di cittadinanza. Noi nel 2018, almeno io e mio marito, non abbiamo potuto presentare la domanda perché l'unico inghippo era la giacenza media un pochino elevata. Però sia io che lui risultiamo disoccupati e lo siamo effettivamente. Allora quest'anno si presenta questo problema perché sono andata al CAF e mi dicono che devo ripresentare la giacenza media del 2018 e questo mi penalizza. Anche per voi, purtroppo, ripeto, è un errore con l'ultima finanziaria approvata che ha dettato praticamente le modalità di compilazione dell'ISEE 2020, quindi c'è proprio un errore perché lo ha posticipato praticamente al 31/12/2018 e naturalmente c'è una falsa rappresentazione della realtà, per cui anche in questo caso voi, portando la documentazione, cioè la giacenza media, quindi siete adesso sotto soglia, richiedere l'ISEE corrente, perché lo devono rilasciare, perché quello che vi rilasciano nel 2018 lo trovate anche sul sito dell'INPS con le vostre credenziali che andrete a richiedere, è il cosiddetto ISEE precompilato. Con le vostre credenziali ve lo trovate anche lì, però a voi non serve perché dal 2018 ad oggi sono cambiati i parametri, per cui l'ISEE corrente, cambiate CAF, cioè perché ISEE corrente vi serve. Quindi io devo richiedere questo ISEE corrente. ISEE corrente che è dal 1° settembre 2019 che si può richiedere, che è la fotografia istantanea reale della situazione socio-economica del nucleo familiare.
naturalmente deve portare la nuova giacenza. Voi certo. la documentazione, quella standard, quindi immobili, macchine, eccetera, eccetera, Sì, quella è giacenza rimasta media, invariata. quella la dovete portare. È proprio da Sì, lì ma- che si evince che c'è proprio la Certo. dichiarazione, voi al 31/12/2018 non è quella attuale, per cui è falsata proprio la rappresentazione che si ha. E quindi l'ISEE corrente. Quindi Purtroppo io devo questo è richiedere un l'ISEE errore corrente. proprio del sistema. Si deve richiedere l'ISEE corrente ovviamente con la documentazione aggiornata. Aggiornata, quella che L'unico avete. aggiornamento è La appunto giacenza. la giacenza media, perché tutto il resto è rimasto invariato. Perfetto. Zero reddito, zero lavoro e zero tutto. Perfetto. E È insomma proprio questa è la questo, giacenza media che è cambiata purtroppo perché insomma è andata, Beh, certo, è chiaro. Va Nel portato, insomma, questo- 2019 il mio reddito è stato quello, ora si è esaurito. Certo, Perfetto. allora con la documentazione aggiornata si può richiedere questo ISEE corrente. Quindi io devo aspettare che le poste abbiano diciamo il programma nuovo per Non avere la dovete giacenza aspettare, media. lo dovete esigere. Cioè al CAF vi fate da fare l'ISEE settembre scorso è dal che- 1° settembre 2019 che c'è la possibilità di chiedere l'ISEE corrente. Quindi Va dallo bene. scorso mese di settembre, insomma, che Ho si capito. dovrebbero avere già i software. No, io sono andata a chiedere proprio a ottobre e il mio CAF non mi ha messo al corrente di tutto ciò. Dell'ISEE no, corrente. dell'ISEE corrente, sì. Sì, no, non ero a conoscenza. Comunque non è un vi favore ringrazio. che si fa all'utente, ma è una disposizione, cioè non è, Certo. si deve fare, insomma, Certo, se certo. È sono previsto cambiate e le si deve situazioni, chiaramente bisogna farlo. Poi se non è cambiato Ok. nulla va bene quello del 2018, ma come nel vostro caso chiaramente No, infatti. il 2018 falsa la realtà. Ma ecco. l'esigenza Infatti, è venuta a me dell'ISEE proprio corrente. oggi mi hanno detto che se dichiaro diversamente dichiaro il falso, ma io se dichiaro quello che vogliono loro No, sto dichiarando no, il voi- falso. Assolutamente. Loro devono dichiarare quello che voi presentate, per cui quello che voi presentate è, è la situazione, voi volete la fotografia corrente Certo. della situazione socio-economica Della- del vostro esatto. nucleo familiare. Familiare, L'esigenza è perfetto. nata perché, soprattutto per le partite IVA, per gli autonomi, che non hanno ammortizzatori sociali, una volta cessata l'attività, immediatamente erano senza reddito, perché sappiamo che il lavoro Certo. dipendente ha, diciamo, il periodo Sì, di indennità di disoccupazione. Gli c'è autonomi, una le specie partite di IVA paracadute, non ne diciamo. hanno. Ecco perché è nata l'esigenza di avere una immediata fotografia della propria situazione socio-economica. Ecco Certo. perché poi finalmente, dopo tanti anni, poi c'è questo ISEE corrente, proprio per sopperire che poi si rivela proprio una ingiustizia, Certo. ecco, andare a retrodatare una situazione che poi magari chi Non coincide non con la lavorava realtà. fino al 2018 e poi ha trovato lavoro, va a finire che beneficia Certo. perché si ha una fotografia, una benissimo. falsa rappresentazione della Certo. realtà. Benissimo. Certo, non si dichiara in questo caso il falso se la giacenza media è cambiata. Assolutissimamente. Perfetto. Assolutamente, va bene La signor. ringrazio. Ci faccia sapere, Due. ci faccia Certo. sapere chiaramente Senz'altro. perché è importante anche fare questa rete, no? Perché noi Ma è cerchiamo di importantissima dare- perché il polso della situazione lo danno cioè i Certo. cittadini normali che quotidianamente hanno i problemi, perché spesso e volentieri il legislatore per strada non ci scende mai. Certo. E Ecco, quindi sono i cittadini più che altro che purtroppo notano stiamo subito. riscontrando che ci sono questi problemi ancora, Ci non sono solo questi problemi, per certo. la signora che magari il CAF dove si è recato dice no, bisogna attenersi al 2018 perché altrimenti dichiara il falso, ma ci sono altri telespettatori che ci hanno È segnalato diffusissimo e proprio in questi anni di economia fluida, nel senso che uno lavora 3 mesi, poi non lavora per 8, poi lavora per 5, proprio dove c'è fluidità, quindi non c'è più sicurezza e stabilità di rapporti. Ecco perché l'ISEE corrente, uno deve fotografare in quel momento la situazione. Bene, quindi diciamo che Perfetto. non è un'invenzione ma è una disposizione, quindi che questo sia ben chiaro. Intanto salutiamo chi è in linea, pronto?
Buonasera, sono Aquino, sto chiamando da Cetraro Marina. Benvenuto intanto. Grazie. Volevo sapere, non per la cittadinanza, volevo sapere per affitto casa, non ne state parlando più. Io soltanto questa speranza ho per affitto casa. Sì, è stato dimenticato questo fitto casa, anche se la misura è ancora... La misura c'è, però è stato veramente dimenticato. Stiamo in ritardissimo, ecco, scusate la volgarità di espressione. Purtroppo voglio ricordare che sono fondi pubblici, la regione di appartenenza, raccolto ogni maggio di anno di esercizio, quindi entro maggio di ogni anno i comuni trasmettono alla regione di appartenenza il fabbisogno fitto casa dei propri cittadini, dei propri richiedenti. La regione, sulla base dei soldi quindi che ha in dotazione su quel capitolo di spesa, manda ai comuni. I comuni poi provvederanno a liquidare ai richiedenti. Nel corso degli anni si è molto ridotta la quota, fino all'anno scorso che abbiamo avuto praticamente il 3-4%. Alcuni comuni... No, ma io scusate avvocato, io ho fatto la domanda nel 2018 e il 2019, ma devo fare quella del 2000. È vero. Del 2000. Quella del 2018 non si è saputo niente, quella del 1919 non nessuna speranza. Cioè. Perfetto. Quello perché? Allora, le cifre che vengono corrisposte sono molto basse, siamo sotto, naturalmente, siamo sotto il 10%, tranne che i comuni ben possono mettere nel capitolo fitto casa finanze proprie. Qualche comune virtuoso lo ha fatto, tipo il comune di Cosenza è intervenuto su questo, insieme ad altri comuni. Detto ciò, voi fate la domanda e per sapere a che punto è, se voi vi recate all'ufficio relazioni con il pubblico presso il vostro comune, hanno dei modellini che è la domanda di accesso agli atti, dove voi andate a chiedere la vostra pratica di contributo fitto casa, chiedete di accedere in modo che sapete esattamente che percorso ha fatto, se è stata liquidata è impossibile, altrimenti lo avreste saputo, se ha avuto corso o meno, se il comune dove voi abitate ha espletato tutte le pratiche amministrative per avere questi soldi, perché non lo sappiamo. Se ma a me c'è mio nipote che ci lavora là, sì. Le carte sono state tutte mandate, sia del 2018 sia del 2019. Solo che qua al comune di Cetraro non è arrivato niente. E allora voi avrete la risposta per iscritto da parte del comune che ancora soldi da parte della Regione Calabria a titolo di contributo fitto casa ancora non sono arrivati, però questa è purtroppo questa è l'evidenza e la realtà. Se i soldi non arrivano dalla Regione, i comuni che ne hanno fatto nei tempi e modi di legge richiesta, purtroppo non ce ne sono, purtroppo questo è. Niente, ho capito. Appena avremo notizie, si spera. Ma appena avremo notizie... Non ne parlate mai, parlate soltanto... Sì, noi ne abbiamo parlato tanto in passato del fitto casa, abbiamo fatto anche una battaglia. Io vi sto vedendo sempre, tutte le giovedì. Sì, ma praticamente quando abbiamo notizie noi le diamo. Purtroppo il contributo fitto casa, molto probabilmente perché affogato da altre emergenze che ci sono in Italia e soprattutto nel meridione, si è spento. Che praticamente, veramente, è vero che danno pochi soldi, ma servivano per risollevare un poco le famiglie, però praticamente si è spento nel mare di problematiche che ci sono. È andato anche scemando come è andato scemando e non ci sono novità. Tenete presente che comunque, voi sicuramente non è questo, tutti coloro, ecco anche la motivazione, che sono beneficiari
della pensione di cittadinanza o del reddito di cittadinanza usufruiscono anche di una quota pagamento fitto casa, per cui tutti coloro che sono beneficiari e pagano un canone di locazione, lo Stato gli paga la quota, arriva fino a 250 euro mensili, per cui anche per questo motivo una larga fetta di popolazione che era per eccellenza chi usufruiva del contributo fitto casa, se si trova nella condizione di essere titolare di reddito di cittadinanza, è lo Stato che glielo paga. Invece le persone che non hanno fatto Glielo paga domanda... fino a questa sia pensione di cittadinanza, arriva fino a 150 euro, e sia il reddito di cittadinanza fino a 250 euro, arriva mensili, e sia rata di mutuo. Per cui tutta questa serie di soggetti naturalmente è ovvio che non ha più interesse, anche perché non può fare doppioni. Ecco, certo, non può fare doppioni. Ed però... è più conveniente avere quel tipo di premialità e non il contributo fitto casa. Però il contributo fitto casa, ripetiamo, è ancora in piedi. Però molto probabilmente non ci sono su quel capitolo di spesa la Regione... Però la domanda noi consigliamo sempre di farla. Perché finché ma non certo, fin quando è la domanda bisogna farla, come no? Bisogna sempre farla, va bene, comunque appena avremo qualche notizia, qualche novità, ne parleremo di nuovo del fitto casa. Io ricordo le trasmissioni che abbiamo dedicato proprio a questo contributo fitto casa, dal 100% fino ad arrivare al 10% poi delle somme che poi erano... Uguale per il credito sociale alla certo. Regione Calabria, fino a 10.000 euro a interesse zero, per tutta una serie, ecco, di esigenze dei cittadini. Sono anni che praticamente... Purtroppo ecco, vengono promesse. Vengono con tutte espletate le procedure, e naturalmente ancora il pagamento non si vede. I cittadini sono molto pazienti. Ecco. Solo quando devono esigere tributi, tasse, praticamente non si può scappare. Poi c'è sempre questa differenza fra i cittadini che praticamente quando devono ricevere delle somme purtroppo lì va nel dimenticatoio. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, volevo parlare con l'avvocato. Da dove ci chiama? Da Rossano. E io le posso chiedere gentilmente di abbassare il volume del televisore, altrimenti sentiamo la solita eco e non riusciamo a capire bene. Allora, da Rossano, prego. Mi sa Rossano non parla, non risponde. Mi sa che non ha abbassato il volume del televisore, purtroppo. Non la voce, il volume del televisore. È ancora in linea? Sì. Eccoci, allora, prego. Sì, avvocato, sono da Rossano. Sì. Faccia la domanda. Avvocato, siccome il nucleo familiare, sì, il nucleo familiare c'è un mio fratello che prende le cittadinanza. Io ho due sorelle che invalide al 100%. Però se abbassa il volume del televisore, chiedo scusa perché altrimenti non ci mettiamo tanto tempo davvero per riuscire a capire. Se abbassa il volume del televisore e ci ascolta attraverso la cornetta del telefono, riusciamo a capirci meglio, perché altrimenti diventa davvero difficile poi sentire l'eco anche per lei, insomma, fa la domanda e poi risente la domanda, le risposte che arrivano in ritardo. Allora, abbassi il volume del televisore, quindi abbiamo capito che da Rossano c'ha un fratello che percepisce reddito di cittadinanza e avete una sorella invalida nello stesso nucleo familiare che percepirà naturalmente l'indennità di accompagnamento. Ok. Sì. Perfetto. Però io non vedo il reddito di cittadinanza. Lei no? Sì. Allora, sul reddito di cittadinanza lei non lo percepisce, dice? Sì, non lo preferisce perché non lo invalide al 100%. E poi c'è mio fratello che
che già percepisce il reddito di cittadinanza. Ma voi siete in un nucleo familiare? Sì, sono in nucleo familiare. E il reddito di cittadinanza lo percepisce il nucleo familiare, non viene spezzettato. Quello che il richiedente reddito di cittadinanza ha dovuto portare nella documentazione la composizione socio-economica del nucleo familiare, cioè il numero di componenti e naturalmente con l'anagrafica chi ha qualche forma di reddito, anche sebbene assistenziale, come l'indennità di accompagnamento, e sulla base di tutto ciò viene liquidato mensilmente una somma, e la somma non viene liquidata ad ogni componente del nucleo familiare, ma c'è una somma che comprende tutti i componenti del nucleo familiare. Parimenti tutti i componenti del nucleo familiare che sono utilmente collocabili al lavoro, non c'è bisogno che la carta reddito di cittadinanza sia solamente l'intestatario può essere utilmente collocato. Tutti coloro che fanno parte del nucleo familiare utilmente collocabili al lavoro, se c'è la disponibilità di lavoro, vengono chiamati. Cioè non è che a voi vi deve arrivare un'altra carta, e essendo in un unico nucleo familiare, chi ha fatto richiesta prenderà il reddito di cittadinanza, che è comprensivo già di tutti i componenti, e già sono state fatte le detrazioni, si sarà già fatto presi in considerazione l'indennità di accompagnamento. Se avete una casa in vitto già vi verrà corrisposto, se è di proprietà che pagate un mutuo vi verrà corrisposto mensilmente una somma per andare a pagare la rata di mutuo e quant'altro. Usufruite tutto il nucleo bonus gas, bonus energia in modo automatico. Ci sono tutti questi automatismi di legge. Non viene fatto ogni componente, gli viene data una carta, no. Uno solo che comprende tutto. Allora io non lo penso, perché lo penso mio fratello. Lei chiaramente, essendo nello stesso nucleo familiare. Già quel nucleo familiare usufruisce del reddito di cittadinanza, quindi se in una famiglia ci sono che 5... è comprensivo già di tutto. Certo, se in una famiglia ci sono 5 persone disoccupate, non è che fanno forse 5 vostro domande. fratello non ve l'ha detto, e quindi diciamo... No, chiaramente è per il nucleo familiare, quindi lei, cioè, se fa la domanda chiaramente risulterà che già c'è suo fratello che fa parte dello stesso nucleo familiare, e quindi le verrà respinta la domanda. Non so verrà respinta. Ecco, è per capito. questo. Allora non lo posso fare. No, se c'è già un componente del nucleo familiare che usufruisce di questa misura, riguarda tutto il nucleo familiare, quindi lei perché non... è comprensiva. Certo. Perché è comprensivo. Il reddito di cittadinanza è comprensivo di tutti i componenti del nucleo familiare. Va bene? Ho capito, vi ringrazio. Grazie a lei, chiaramente. Torniamo sui nostri argomenti, possiamo parlare anche, la scorsa settimana abbiamo avuto diverse telefonate che riguardavano i limiti di reddito, di età per quanto riguarda la pensione sociale. C'era molto interesse, abbiamo ricevuto un po' di telefonate, c'era un po' di dubbi anche sui limiti di reddito, quindi possiamo dare qualche informazione? Sì, come abbiamo detto, praticamente stiamo parlando di assegno sociale, quindi la pensione di vecchiaia, che praticamente per i soggetti, perché a 67 anni si percepisce, non bisogna avere, cioè il singolo non deve superare i 6.121,83 euro l'anno. Se è coniugato con il coniuge, 12.790. Perfetto. Superati i 70 anni, il singolo 8.442,85, se coniugato 14.396,72. Questi sono i limiti di reddito che altrimenti non si percepisce.
bisogna stare al di sotto di queste soglie. Quindi noi dobbiamo chiudere, Avvocato. Grazie come sempre per i preziosi consigli. Ci vediamo come sempre la prossima settimana e grazie anche a voi.